È la curva asintotica tendente all'infinito della pioggia che mi preoccupa. E vai che si va! Dove? A ciappare l'acqua. A parte gli scherzi, oggi sono con Simone e Tiziano, andiamo a fare la strada delle 52 gallerie del Pasubio e in teoria il meteo dice che spiove in mattinata, non sembra essere rispettata la previsione, però incrociamo le dita. Sole. Speriamo bene. Adesso non piove più, però è troppo carino andare in giro con l'ombrellino. Hai visto? C'è qualche centimetro di neve fresca che ha fatto questa notte. E c'è la luce del sole. E qua Ubi dice per la seconda volta Ve l'avevo detto che c'era il sole dopo. E qua Piccozza, Lamponi. E Piccozza, Ramponi magari dopo. Siamo in Val Camossara e il paesaggio ha cominciato a cambiare aspetto. Qua ci saranno 5-7 cm di neve fresca fatta stanotte. E anche 8. Anche 8. Aspetta che prosegui. Sì. Ci si infila a misura. Vediamo se riesco a infilarmi dentro così di taglio. Li ho visti, sì, grazie. Perfetto. Vaio del Pino. Qua c'è sempre un po' di aria, si apre un po'. Come qua. Adesso vediamo se mettere, no, i ramponi no, ma la picca, boh, non so neanche io. Sì, ormai scaricare ha scaricato. Siamo in coda qua adesso per il passaggio. Com'è, Tizi? Oh, amministrabile. Accumuli in galleria. Tutto quanto morcia. Abbiamo il badile, eh? Basta che ci sia qualche operatore voglioso di usarlo. Libera. Siamo alla 41esima galleria. Sembra che tutto quello che doveva scaricare abbia scaricato, quindi dai. Sì, adesso qua diciamo che in situazione di impossibilità di proseguire possiamo andare fuori, prendere la strada degli Scarubi praticamente. Oh, vedi che li abbiamo trovati i ghiaccioloni, guarda che belli! Vediamo anche di non scivolare. La prossima volta portiamo una bottiglia di Amarena. Siamo sopra un cucchiaino. Questo sta proprio una cosa di fine equilibrio. O cosa non si fa per evitare di mettere i ramponi. Discesa oserei dire ramponissimi.
Insomma dai, 48esima galleria. Vediamo adesso dietro la curva com'è la situazione. Com'è la situazione? Solo più gravi. Oh, ancora più secca. Ma dai. Super easy direi. Non c'è neanche ghiaccio, niente. Ma insomma, dai. Oh. Chi è che ha voglia di uscire? Tizi, hai voglia di uscire tu? Ma sì, dai, ormai. Qua un po' dritta. Ah sì, in effetti è da stare un attimo attenti. 51 e finora abbiamo trovato incredibilmente tutte le gallerie aperte. È chiusa? Chiusa? No. Dai, non ci credo che arriviamo al Papa senza far fatica. Scheisse. Ah no, dai, è aperta l'entrata. Sì, Sì. qua un attimo che devo capire qua. La traccia da tenere. Perché sembrerebbe dritta qua, però ti conviene stare un po' più a destra. Dai che ce la facciamo. E senza sbadigliare. Certo che qua il vento Fa il suo lavoro. Beh, Simone, a te l'onore. Oh, serve la tua opera. O se no Ma faccio... volete veramente... Sì, dai, faccio io. Bene, arrivato. Cosa facciamo? Andiamo a mangiarci il panino al bivacco? Stavo puntando il locale. Sì, qua siamo alle porte del Vesuvio. Fin qua siamo arrivati. Prosit. Qua bisogna un po' sbattere perché se no non chiude. Ecco. Adesso l'ho visto. Beh, adesso che abbiamo fatto l'avvicinamento mi sembra doveroso andare fino a Cima Palon. Guarda che bella luce. Sì. Veramente spettacolare. Siamo al limitare della zona sacra adesso. Ecco, comincia a intravedersi là in cima la croce del Palon. Ci siamo. E ce l'abbiamo fatta! Ma si può entrare? Si può entrare. Sarebbe una tentazione, però sono le 4 giuste. Ma io andrei anche giù,
Niente Galleria Papa, chissà che cose fantastiche che c'erano dentro la galleria e non potremo mai saperlo. Freddo, neve, vento, stalactiti di ghiaccio.